Vittoria importantissima, ma considerando che dopo un quarto d'ora eravate già sul 2-0, è stata più sofferta del previsto, vi siete complicati la vita indubbiamente da soli. Sì, diciamo che abbiamo fatto la prima mezz'ora veramente di buon livello, quindi mentalmente concentrati, andavamo sotto i palloni, abbiamo fatto veramente un buonissimo primo tempo. Il secondo tempo siamo partiti un po', secondo me, mentalmente un po' rilassati, e questo è dove dobbiamo assolutamente migliorare, perché avevamo la possibilità di partita di chiuderla già, di far più gol il primo tempo, quindi bisogna mentalmente fare quel saltino là che ci permette di stare davanti con le altre. Quindi abbiamo sofferto un po' il tempo, la pioggia, probabilmente tutto il resto, però mentalmente abbiamo concesso 20 minuti, 25 minuti il secondo tempo dove abbiamo preso 2 gol, quindi dobbiamo sicuramente migliorare. Poi siamo riusciti di nuovo a riprenderla, quindi il risultato è importante, la squadra ha avuto anche una reazione. Certo che bisogna sistemare quel discorso lì dei 20 minuti del secondo tempo dove siamo entrati un po' rilassati come se avessimo vinto le partite, invece su questo campionato non ci regala niente nessuno e se non andiamo con la testa giusta facciamo fatica con tutti quanti, quindi questa è la cosa che dobbiamo assolutamente migliorare. E dopo il risultato sicuramente fa morale, quello che rompe le scatole sicuramente è quello di aver preso i 2 gol che potevamo far meglio. Comunque la squadra insomma si sta impegnando, è viva, sta facendo fatica, ci sta aiutando, che sono delle cose importanti che ci servono per il proseguo del campionato. Ecco, oggi la Gorgense ha pareggiato, Zero Branco adesso primo in classifica, che si è accorciata al vertice, ci sono solo 2 punti tra voi e il primato. Sì, noi dobbiamo fare il nostro campionato, la nostra corsa, insomma, adesso davanti sono altri, noi dobbiamo solo cercare di fare prestazione, migliorare e cercare di non perdere punti il più possibili dalle prime davanti. Questo è l'obiettivo che dobbiamo porci fino alla fine del campionato, insomma. Però pensiamo e ci prepariamo per la partita prossima, che è una partita importante per il nostro percorso, perché dopo abbiamo la partita con la Gorgense, che è una delle prime in classifica, quindi dobbiamo fare una prestazione importante domenica prossima a Venezia. Sì, approccio sbagliato, ci succede abbastanza di frequente, purtroppo quando le cose poi non vanno subentra un po' la paura, subentra un po' la paura di sbagliare, pronti via a 20 secondi già calcio di rigore, poi perdiamo un uomo dopo un quarto d'ora, andiamo sotto 2-0. E devo dire che il primo tempo potevano rincarare la dose, il nostro portiere è stato bravo, abbiamo ottenuto un po' a fatica e poi il secondo tempo abbiamo fatto un gran secondo tempo. Credo che il pareggio forse, visto che loro comunque il primo tempo non avevano chiuso la gara, poteva starci tranquillamente il pareggio. Insomma, devo dire che i ragazzi sono stati bravi, perché 75 minuti, 80 minuti in 10 recuperare la partita, insomma, sono stati bravi. Una sconfitta che tutto sommato nell'ottica del vostro campionato cosa significa? Diciamo che la mia idea era di fare un campionato sicuramente diverso e purtroppo gli episodi, alcuni risultati non ci stanno girando, insomma, propriamente a favore. Abbiamo lasciato per strada qualche punto anche immeritatamente, però io dico sempre che se si lascia per strada qualcosa vuol dire che non stiamo facendo quello che dobbiamo fare al massimo e gli altri lo stanno facendo un po' meglio o comunque un po' più con più convinzione. Credo che questa squadra, se comincia a fare le cose come sa farle, come ha fatto il secondo tempo, con personalità, con l'idea di gioco che ci stiamo mettendo e con quello che possiamo essere, possiamo fare un campionato sicuramente diverso da quello che stiamo facendo. Sulla sconfitta mi dispiace, perché i ragazzi avevano tirato fuori veramente l'orgoglio e la voglia di recuperarla, che un pareggio sarebbe stato meritato.